l'ex parlamentare Corrado Callegari per prima il Veneto. Grazie dell'invito. Callegari, grazie molte. Buonasera a tutti. Corrado Callegari, questa è la parte della violenza giovanile. Ieri abbiamo fatto vedere un servizio col dottor Casteller che insegnava il rugby ai ragazzi, no? La vita come la palla ovale, insomma, per insegnare il rispetto degli avversari, conoscere i propri limiti, cioè lo sport come terapia, no? Però poi queste sono bande in genere di giovani di seconda generazione e sono tutti armati di coltello. È successo a Milano l'altro giorno, un ragazzo di 16 anni derubato di telefonino e monopattino, si è permesso di reagire, si è preso di 4 coltellate, adesso è in fin di vita all'ospedale. E questa è la questione. Sì, ci sono queste aggregazioni che stanno diventando sempre più pericolose. Purtroppo il filo conduttore comunque, e come è stato accennato da chi mi ha preceduto, è sempre lo stesso. Non si riesce a dare la certezza della pena alle persone che commettono reati di qualunque genere, cioè reati sia più grossi che più piccoli. Cioè le persone vengono anche prese dalle forze dell'ordine, lo sappiamo, li portano dentro e il giorno dopo li rimettono in libertà con la cosiddetta formula a piede libero, quindi vuol dire che questi possono prendere, andarsene via e commettere reati dall'altra parte. Finché non si riesce a mettere un freno a queste cose qua, ci troveremo sempre di fronte a queste situazioni. Purtroppo devo dire che anch'io sono stato giù parlamentare a Roma, come anche il collega che è intervenuto poi, ma con maggioranze di qualunque tipo, che ci fosse la sinistra, che ci fosse la destra, che ci fosse i 5 Stelle come ci sono stati, non è mai stata fatta un'azione radicale proprio per riuscire a dare la certezza della pena su tutta una molteplicità di reati. E dopodiché noi ci troviamo con i cittadini a commentare sempre queste situazioni senza essere in grado di dare delle risposte, che dopo magari ci sia il problema anche dei giovani che fanno bullismo perché le famiglie non li tengono sotto controllo, le scuole non ci sono, però è il contesto generale che sfugge di mano in questo momento e quindi qua dovrebbe essere la politica, mi faccio carico anch'io quando ero stato, che dovrebbe intervenire ma in maniera pesante e autoritaria, perché finché non dai degli esempi queste situazioni qua si verificheranno sempre, cioè tu non puoi prendere chi commette reato e metterlo in libertà lo stesso giorno in cui le forze dell'ordine lo prendono. Se dopo poi le forze dell'ordine magari reagiscono come è successo e parte il colpo di proiettile, gli fanno il processo, mentre non fanno il processo quelli che hanno sfigurato il viso di quel ragazzo che è stato mostrato precedentemente. Quindi diciamo per me è una situazione che rischia solo di peggiorare, cioè non c'è la possibilità, se non si dà un esempio determinato, non c'è la possibilità di ritornare indietro. Anzi, non abbiamo capito il danno che ha fatto essere rinchiusi in casa per la pandemia per molti mesi, nella prima parte e anche nella seconda parte. Corrado Callegari, vediamo, Francesco, vediamo anche questo titolo: Trump non serve Zelensky alle riunioni sulla pace, i social media, qui è Zuckerberg, Putin vuole annunciare la vittoria il 24 febbraio, quindi è Media che dice questo, l'Unione Europea punta a dare altre armi per 6 miliardi a Kiev. È un imbarazzo anche per l'Europa che rischia di finire vaso di coccio tra 2 vasi di ferro che sono Russia e Stati Uniti, perché Trump ha veramente sparigliato le carte, un ciclone che sta cambiando un po' tutto, no? Beh, io sinceramente non sono rimasto sorpreso di quello che è successo, perché chi conosce la storia di come si sono mossi gli Stati Uniti dal secondo dopoguerra, questi comportamenti qua ci sono stati su un sacco di aree del nostro pianeta. In maniera meno così eclatante. Però ricordiamoci che hanno sempre avuto questa caratteristica di mettere il naso su altri paesi, dopodiché scaricare brutalmente coloro che si erano schierati dalla parte loro. Volevo solo precisare una cosa sui discorsi che sono stati fatti purtroppo per quei 2 bambini che sono morti per malattie rare, e vedere adesso in contropartita che l'Europa stanzia altri 6 miliardi di euro per Kiev. Allora i soldi ci
sono o non ci sono, perché Paolin giustamente dice ma io ho fatto la legge ma non ci sono i soldi. Allora, i soldi che l'Italia in questi ultimi 2 anni ha messo per la guerra in Ucraina ci sono, li hanno tirati fuori da qualche parte. I soldi che hanno stanziato per fare quell'inutile ponte sullo stretto di Messina, 14 miliardi, li hanno tirati fuori. Magari se questi soldi qua, invece di essere buttati fuori dalla finestra in questa maniera qua, fossero investiti nella ricerca al posto delle case farmaceutiche oppure finanziando le case, sarebbe stato meglio. Per quanto riguarda quello che è successo in Ucraina, bisogna ricostruire. Io penso che quasi tutti sappiano da dove parte il problema dell'Ucraina. Parte dal 2014, quando viene deposto il presidente filorusso. Non si è mai capito come è avvenuto questo meccanismo. Io, da osservatore esterno che ho visto gli Stati Uniti muoversi negli anni passati, ritengo che uno zampino magari della CIA ci fosse su questa situazione. Poi l'Europa è andata dietro a questo Zelensky, ma non su iniziativa propria, sempre probabilmente su iniziativa americana. Però che cos'è che poi è successo? È successo che tutti quanti, media, non i media piccoli, parlo in media nazionali, tutti quanti a dire ormai la Russia è finita, economicamente è isolata, ma stiamo parlando della seconda potenza mondiale dal punto di vista delle armi, che fino all'altro giorno c'era, perché non di proprio, fatto non proprio, perché la dopo gli Stati Uniti c'era la Cina. La Cina non ha lo stesso potenziale atomico che ha la Russia, ed è sempre stata la contrapposizione. In ogni caso, anche se ci fosse la Cina, cioè l'Ucraina che si granda così, cosa vuoi che faccia contro l'Unione Sovietica? È ovvio che hanno resistito fino a quando gli americani e gli europei hanno sventagliato. A un certo punto non è che si possa finanziare continuamente una guerra che di fatto è persa, perché l'Ucraina non avrebbe mai potuto vincere. Che cos'è che sta succedendo adesso? Quello che è successo in altri paesi del mondo. Zelensky resta col cerino in mano, adesso già parlano di questo esilio in Francia. Perché? Perché di fatto gli Stati Uniti non gli interessa niente dell'Ucraina, gli interessano solo, come abbiamo visto con Trump, evidentemente delle aree economiche dell'Ucraina, le famose terre perse dove ci sono le miniere. E sicuramente Trump per me è un pezzettino che sta trattando con Putin, forse anche dai tempi della precedente legislatura, perché Trump ha lanciato delle sue esigenze, la Groenlandia, il Golfo del Messico, quello è una cretinata. La Groenlandia è un messaggio che lui ha lanciato forte, e infatti nell'ultimo consiglio che ha fatto l'Unione Europea da Macron, chi è che ha alzato la voce? Ha alzato la voce la presidentessa della Danimarca, dicendo bisogna armarsi di nuovo, perché ha capito che probabilmente c'è il movimento di Trump in accordo con Putin, perché Trump dirà: tu Putin tienti pure le terre ucraine che hai conquistato, però a me lascia libero il fatto di posizionarmi sulla Groenlandia. Magari non è così, però sicuramente le trattative, come ha insegnato la storia, avvengono così, su tavoli ristretti dove i potenti della terra si dividono le aree. Quindi quello che è successo per me era scontato, l'ho detto anche 1 anno fa, 2 anni fa, quando sono venuto qui in trasmissione, che tutti a dire Kiev, tutta questa roba qua, ma era evidente quello che sarebbe successo. Io non sono assolutamente meravigliato. Se poi, direttore, tu hai ragione, dici è pericoloso che il mondo sia in mano a queste persone qua, però pensiamo che in America Trump non è stato eletto con un voto, c'è 70 milioni di americani che l'hanno votato, quindi c'è eventualmente una responsabilità di chi lo vota. Magari in Russia no, perché lì se fai le votazioni sono un pochettino più marcate, ma in America, che sono abbastanza libere, 70 milioni di persone hanno votato per Trump, e quindi vuol dire che 70 milioni di americani sono d'accordo con Trump, e non è che non lo conoscono, perché lo hanno avuto 4 anni come presidente. Grazie Callegari. Corrado Callegari, prima il Veneto. Grazie Grazie tante.